siamo sotto shock, lo dico personalmente, anche sono sconvolto e faccio fatica a trovare le parole. Certo. Penso che in questo momento sia meglio magari stare in silenzio prima di dire cose, frasi fatte Sì. o cose fuori posto. Ho parlato anche con i carabinieri che stanno facendo il loro lavoro, mi auguro che quantomeno venga fatta luce su quello che è successo, e il mio pensiero va alla famiglia, al bambino di Vanessa, e cercheremo di essere più vicini possibile alla famiglia, a tutte le famiglie, perché ovviamente è una tragedia che Sì. sconvolge molti nuclei familiari, che sconvolge molte comunità, e anche noi ovviamente ne siamo partecipi e cercheremo di fare il nostro dovere. Però poi la giornata più triste. Scusate. Lei la conosceva? Non conoscevo lei, conoscevo il marito, anche se non benissimo, conosco il nucleo familiare. Lei, sinceramente non la conoscevo, era molto conosciuta però in paese, perché lavorava in uno dei Sì, supermercati sì. del paese, per cui era molto conosciuta, quantomeno anche di vista. E questo, insomma, io conosco appunto il nucleo familiare del compagno, che è una famiglia storica di Riese, e posso solo immaginare quello che stiamo vivendo in questo momento. Una tragedia così, una ragazza di 26 anni con un bambino di 4, cosa si può dire? Eh, Penso sia una situazione, la disgrazia più grande che possa accadere a una famiglia, a una comunità, quindi è difficile guardare avanti anche in un momento come questo. C'è stato il momento più bello dell'anno, tra virgolette, invece si trasforma nel momento peggiore per l'intera comunità, e per loro è facile da immaginare, purtroppo.